benvenuti a Senza Skate, questo Trend Topic Show che tutto il mondo ci invidia. il primo tutorial al mondo in grado di suggerire come condurre una vita senza skate. Skate, specchio del momento del paese che come voi, forse. Sicuramente come voi è senza skate. Esatto. E mi raccomando, a proposito di senza skate, Carlo, gli stakeholder ci raccomandano di abbreviare il time to market, migliorare il life cycle del prodotto e aggredire il mercato col viral marketing. Ma sei impazzito? Sì. sei preda anche tu del demone del business language in marketing. Ma per forza, Carlo, oggi non si può più parlare italiano. Perché questo è italiano? Questo sarebbe italiano. Mi hanno detto così, ma tu parla così che sei italiano. No, bisogna parlare inglese, anzi non solo, approfittare di ogni minima occasione per sciorinare il proprio know-how. Infatti, AFAIC, cioè as far as I know, che seria appena lo so. è indispensabile che ASAP, che non è una sigla di un sindacato, ma vuol dire as soon as possible, il più presto possibile. Esatto, miglioriamo il Trend Topic Show senza skate. No money. Deadline, February 15. Scadenza a metà febbraio. Mi raccomando, briefiamoci e stay tuned. Looney Tunes. No, gli uni non posso. Questo, amici, è il vero virus che si sta diffondendo ormai tra di noi. È il virus. E infatti, oggi purtroppo anche nella più piccola delle nostre aziende del nord-est. Sì, dove da secoli si parlava solo il dialetto e si lavorava con successo. Anche per una semplice convention è possibile assistere a scene di questo tipo. Che Spielberg chiamerebbe del terzo tipo. Tutto passa, a sola terra resta. E mia terra ho cominciato a lavorare a 50 anni fa, io ero tanto ignorante. A me non ho studiato, ma grazie al spirito di sacrificio, senso pratico e privazione, ho messo su un'azienda agricola che è un impero. Oggi questo impero lo lascio a mio figlio. A lui sì che l'ha studiato e l'è diventato un fiore di manager dalle grandi idee. Signore e signori, a fresco di laurea, vi presento il dottor manager Peppino Leamaro. E qua Peppino! Thank you. How are you, pa? How are you? Cosa che tu dici? Ha capito come stai? How are you, pa? How are you? E che è tutto tuo, guarda. So il CEO. So che ti sei il CEO. Ma no! Ti sei mio figlio. So il CEO in inglese. È il CEO dell'azienda. Hai tu visto Tommasino? Sì, ho visto. Bello carteo. Cari colleghi, con il mio ingresso il nostro brand deve avere un nuovo approccio customer oriented, un più accurato market placement, una visione top down del suo workflow. Sì, fidati. I principi della nostra mission realizzeranno la vision aziendale, traghettandoci verso una più attenta awareness dei competitors, un focus verso il core business e un nuovo posizionamento nel Magic Quadrant. Peppino? Ma non vendiamo le tami? Sì, papà, ma fidati, trust me, believe me. We can. Yes, we can. Ma un manager a casa poi parla anche normale con la moglie o continua a parlare così in stati? Caro, ti ho preso del prosciutto crudo del tuo brand preferito, il San Daniele. Oh, me lo puoi forwardare, cara tesoro? È certo che col San Daniele hai centrato il target. A proposito, caro, per favore dopo puoi portare fuori l'immondizia? Ho già fatto, cara, l'ho dato in outsourcing al nostro vicino. Lo dai in outsourcing al nostro vicino?